Guarda, la prima te la faccio, se permetti io, perché mi sembra che una delle differenze che possono fare gli allenatori in queste stagioni, poi soprattutto da quando ci sono i 5 cambi, è proprio questo, cioè capire il momento giusto del cambio, fare i cambi, sfruttare la rosa nella sua interezza in questo modo, che è un lavoro che prima gli allenatori tutto sommato non facevano, no? Adesso invece il cambio è una parte della strategia della partita ben precisa. Sì, assolutamente sì, e devo dire che chiaramente non ci voleva il Covid per tutto quello che ha portato, però secondo me è un controsenso, sarebbe un controsenso continuare a portare comunque a disposizione 23 giocatori e fare solo 3 cambi. È giusto che ci possano esserci in Costituzione, ed è chiaro che il nostro lavoro è ancora più attento, ancora più curato, ma ho la fortuna di avere giocatori molto forti, molto disponibili, e quindi è bene avere questi atteggiamenti. Abbiamo giocato una settimana molto impegnativa di testa e di gambe, Lazio, Liverpool, Juventus, quindi a me è piaciuta la squadra anche il primo tempo. Abbiamo giocato, abbiamo rischiato niente, creato. È chiaro che poi se non segni gli avversari prendono un po' più di fiducia, chiudono ancora più gli spazi, però secondo me abbiamo fatto la prestazione da squadra vero. Chiudi idealmente la porta di San Siro stasera e porti via 3 punti e cos'altro? Consapevolezza, rosa più profonda, cosa? Ma tutto, ma io sinceramente non avevo bisogno della prestazione di stasera per sapere di avere una rosa a disposizione importante. Chiaro che dispiace non averli tutti, li avessi avuto tutti in questo periodo avrei fatto sicuramente anche più cambi. Avete visto stasera comunque quanto è difficile mantenere certi ritmi per i giocatori che hanno fatto la 4ª partita in 10 giorni, ma presto ci saremo tutti e saremo ancora più forti. Poi è chiaro che le partite sono difficili, il Venezia è venuto qua a San Siro a giocare la sua partita, ci ha creato anche difficoltà, ha chiuso gli spazi, quindi sono tutti da giocare con qualità e con intensità. Quanto è bella la storia di Brahim Diaz? Un anno fa di questi tempi lo conoscevamo poco, giocava poco, faticava a trovare forse la collocazione in campo. Quest'anno si è preso la 10, responsabilità 5 su 5 dal primo minuto. Ce lo racconti un po' il dietro le quinte di questo ragazzo che per 2 anni resterà qui con voi? È un ragazzo che ha sempre creduto tantissimo nelle proprie qualità, questo è molto importante, però che ha avuto bisogno, come tutti i ragazzi l'anno scorso, di un po' di adattamento, di ambientamento in un campionato diverso, con nuove richieste anche da parte dell'allenatore. Però è un ragazzo di qualità e diciamo che l'anno scorso giocavamo con un 3/4 centrocampista, lui invece è un 3/4 puro, di qualità, di inserimento, di tocco, e in più sta lavorando tanto per la squadra, quindi assolutamente deve continuare così, e sono molto contento perché Brahim è un ragazzo che è tornato con grande piacere di lavorare insieme ai suoi compagni, di lavorare al Milan, quindi sono contento che si stia prendendo le giuste soddisfazioni. Studio. Beppe. Sì, ciao Stefano. Io continuo a vedere una squadra molto intensa, che ha un'identità ben precisa, come dicevi tu, che fa dalle qualità delle giocate, le ripartenze, perché voi siete belli da vedere quando attaccate, ma lo dicevo prima, quando ti fa piacere invece che fanno fatica veramente a tirarti in porta. Io poi l'occhio mi scappa un po' sulla linea difensiva, cioè quello che, come vi comportate dietro, veramente la fate molto bene. Io credo che se tu sei stato un grandissimo difensore, sai benissimo che se davanti lavorano bene, se sporcano i palloni per i difensori forti, e poi dopo è più facile leggere le traiettorie, è più facile vincere i duelli. Credo che il lavoro che stiamo facendo con gli attaccanti, con i centrocampisti, sia un lavoro molto importante, di intensità, di sacrificio. Guarda Rebic che rincorse che fa, lo stesso Leao, Brahim Diaz che è un giocatore di qualità che non perde mai un inserimento, quindi mi piace molto il lavoro della squadra, ma la squadra deve essere attiva in tutte e 2 le fasi, e se riusciremo e continueremo a farlo ci possiamo dire la nostra. Marco Bucciantini. Mister, abbiamo passato l'estate a farvi la conta di chi se ne andava, e forse abbiamo sottovalutato chi rimaneva, chi aveva riscattato, da Tonali a Diaz a altri. Te l'ho già raccontati quei 4 ventenni che giocano dietro l'attaccante, no? Diaz, Saelemaekers, Leao e Tonali. Oggi ti chiedo di Leao, ci avete sempre titolare. Quest'anno sembra ci sia proprio un investimento su di lui, responsabilizzato. Oggi ha fatto una partita da leader, si è andato a cercare il pallone, ha trascinato la squadra, ha provato a scardinarla quando trovava chiuso. Beppe ti ha chiesto di Diaz, io ti chiedo Beppe Di Stefano ti ha chiesto di Diaz, io ti chiedo di lui. Com'è cresciuto così tutto insieme? Credetemi che la cosa più bella è stata ritrovare i giocatori l'8 luglio,
dopo un mese di 40 giorni, quello che abbiamo avuto di sosta, notevolmente migliorati, più consapevoli, più convinti. Rafa è sicuramente uno di quelli, e significa che il lavoro che abbiamo fatto l'anno scorso insieme ha dato i suoi frutti. Abbiamo avuto tutti dei momenti un po' delicati, un po' difficili, delle difficoltà da superare, ma come hai detto giustamente parliamo di ragazzi di 20 anni, che quindi è normale che in un campionato così difficile, non credo che il campionato italiano fosse il più bello, ma il più difficile sicuramente, il più complicato dal punto di vista tattico sicuramente sì, quindi, ma è stato bello ritrovare Leao, Tonali, Krunic, Diaz, giocatori molto molto più forti, e stando a casa solamente probabilmente a metabolizzare, ad assimilare tutto il lavoro che si era fatto nella passata stagione. Leao è un giocatore che ci può far vincere qualsiasi partita. Chiaro che ci aspettiamo, ed è giusto, però quando un giocatore ha queste qualità ci aspettiamo sempre la giocata anche decisiva, il gol, l'assist, ma è un giocatore che può saltare chiunque, e avere giocatori che saltano, che superano l'uno contro uno è un grande vantaggio per la nostra fase offensiva. Melissa. Mister, buonasera. Io le faccio una domanda un po' più sentimentale. Buonasera. Perché la vedo sempre parlare molto con i giocatori, soprattutto anche oggi prima della partita, ma sono curiosa, cosa ha detto a Tonali? Perché l'abbiamo visto molto cambiato, forse più consapevole, più sicuro, e soprattutto quando magari lo rivedremo in nazionale. Parlo sempre tanto con i miei giocatori, perché è chiaro che il rapporto non è solamente alla domenica, ma si crea durante la settimana, durante il quotidiano, e quindi parliamo soprattutto di calcio, questo sicuramente, di posizioni, di interpretazione della partita. E Sandro, ripeto, è stato uno che ha sempre lavorato tanto, sempre lavorato bene, con grande disponibilità, e adesso finalmente sta mettendo in mostra i suoi mezzi, che sono mezzi fantastici, perché è un centrocampista veramente completo a tutto, a quantità e qualità, a intelligenza, e quindi deve assolutamente sapere che questo è solamente un punto di partenza, non un punto di arrivo, che ci saranno ancora tante piccole tappe da superare. Ciao Stefano, volevo chiederti, l'anno scorso abbiamo sottolineato tante volte, almeno secondo me, che insomma il Milan non aveva una rosa per puntare allo scudetto. Il tuo secondo posto secondo me è stato un lavoro eccezionale, sei andato al di là anche forse delle attese della società e di tutti. Quest'anno però, grazie al tuo lavoro e a quello che dicevamo prima, cioè molti giocatori cresciuti, maturati, più consapevoli, adesso io ti chiedo, viste le prime giornate, tu vedi squadre che hanno una rosa superiore a quella del Milan? Non lo so, sinceramente è sempre difficile comparare, diciamo, i valori delle rose. Poi è chiaro che c'è qualche squadra che probabilmente è più esperta di noi, più abituata a vincere di noi. Noi non abbiamo nella rosa tanti giocatori che hanno già vinto qualcosa. Questo può essere un limite, ma può anche essere un vantaggio per la motivazione e per gli stimoli che abbiamo. Io sono sicuro che la società mi ha messo a disposizione quest'anno veramente una rosa molto forte, molto completa. Non ho ancora potuto utilizzare Bakayoko se non 10 minuti, Messias, Giroud e Zlatan purtroppo con qualche difficoltà, e hanno fatto un allenamento di 12 minuti insieme. Siamo profondi, e questo è un bene, perché adesso giochiamo sabato a Spezia, poi martedì abbiamo l'Atletico, poi domenica abbiamo l'Atalanta, e dopo la sosta sarà uguale, e quindi la rosa deve essere così, e ho tanti titolari, questo è sicuramente un vantaggio. Poi mi piace sentire i miei giocatori che vogliono vincere, è giusto, siamo il Milan, dobbiamo provare a vincere. Dopo poi che ci siano squadre altrettanto forti come noi, sì, non so se qualcuno è più forte di noi, lo proveremo sul campo. Stefano, faccio la spia, guarda che Teo Hernandez a fine partita ha detto no, noi giochiamo per vincere lo scudetto, noi ci crediamo e vogliamo vincere lo scudetto. Adesso che gli dici, piano ragazzo, oppure bravo, mi piace questa convinzione. Piano a Teo non ce la fa. Piano tanto non ce va. Non si aggrappa, ma assolutamente, ma questo entusiasmo, anche questa empatia che abbiamo creato con i nostri tifosi, dobbiamo cavalcare questo entusiasmo e prendere energia da tutti, e se i miei giocatori sono convinti così, è bene, che lo dimostrino, che continuino a dimostrarlo come stiamo facendo, che siamo una squadra forte che se la può giocare. E è chiaro, dobbiamo pensare così, dobbiamo ragionare che ogni partita e ogni allenamento sono troppo importanti per la nostra crescita, perché la differenza non è tutti hanno voglia di vincere, secondo me la differenza la fa chi si prepara a vincere, chi si prepara meglio per vincere la partita, e poi alle qualità lì fa la differenza. Quindi se i miei giocatori pensano di vincere lo scudetto, pensano di poterci riuscire,
che facciano veramente uno sforzo incredibile, perché altrimenti senza questo sforzo non ci riusciremo.